Telefonare, inviare posta elettronica e consultare un sito internet. Da oggi si può anche nei rifugi delle Dolomiti Bellunesi grazie all'avvio del progetto Banda Larga Satellitare voluto dal CAI Veneto. L'installazione della strumentazione necessaria che approfitta del satellite che abbiamo, uno dei satelliti che abbiamo sopra la testa, che dà la possibilità al rifugio di avere tutte le coperture, dal telefono fisso, il Sommariva per esempio non ce l'ha, al telefono cellulare, alla posta elettronica, tutte le comunicazioni internet. La novità da ieri è realtà al rifugio Padova. Oggi i lavori di installazione sono proseguiti al rifugio Berti al Vallon Popera, domani al Vandelli nel gruppo del Sorapis, venerdì al Nuvolao. La prossima settimana lavori in corso al Boz, nel Feltrino, al Settimo Alpini a Belluno e al Sommariva. Inutile elencare i vantaggi per la clientela e per il rifugio stesso, che potrà essere controllato a distanza da una webcam, senza dimenticare l'importanza di questi collegamenti per la telemedicina. A fianco dell'operazione dei defibrillatori che abbiamo fatto col SUEM, anche questo sarà importante. Il SUEM in collegamento diretto sempre grazie alla banda larga satellitare. L'estate 2012 offre ai turisti una montagna decisamente all'avanguardia. Il progetto pilota è stato realizzato con il contributo della Regione Veneto, ma le novità non possono dirsi esaurite. Nel progetto d'eccellenza delle Dolomiti UNESCO, l'assessore Finozzi proprio ieri ha confermato che a Roma è arrivato l'ok e quindi di riflesso allargheremo a tutti i rifugi delle Dolomiti e delle altre parti del Veneto che vorranno aderire a questa banda larga.